Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù. Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino, oggi 11 gennaio 2023, mercoledì, e siamo qui nella presenza del Signore. Noi siamo la Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia, Shedamit. E io sono il missionario Victor Lopes e per la grazia di Dio sarò con voi stamattina lodando il nome santo di Gesù. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, e non dimenticare di condividere questa diretta, di invitare i vostri amici, di lasciare il vostro mi piace, e se ancora non siete iscritti su questo canale, non ci credo, fate la vostra iscrizione adesso, subito, perché ci sono contenuti benedetti, importanti per la tua vita. Ogni lunedì alle 20:30 abbiamo il programma L'Altare di Dio, è un programma della famiglia cristiana dove ogni lunedì abbiamo un tema. Questo lunedì scorso abbiamo parlato sul risveglio spirituale, è stata una benedizione. Se tu ancora non hai visto, vai su YouTube, sul nostro canale, e cerca questa diretta, questo video che c'è del culto scorso, dell'incontro di lunedì scorso, il 9, è stata una benedizione. Vedi ancora, perché veramente è stata una benedizione da parte di Dio. Quindi da lunedì al venerdì c'è la preghiera del mattino, ogni mattina dalle 8 alle 9 siamo qua insieme in preghiera, leggendo la parola di Dio. Ogni giorno ci sono capitoli della sacrosanta parola di Dio per meditare, e noi siamo insieme in preghiera. Quindi non rimanere solo con te, non stai fermo, muoviti stamattina condividendo, invitando, perché certamente tu conosci qualcuno che ha molto bisogno della parola di Dio. Il mondo ha fame e sete della parola di Dio. E oggi la nostra lettura biblica si trova in Genesi capitolo 21, 22 e 23 e Salmo 107, Marco capitolo 8. Ripeto, Genesi 21, 22, 23 e
Salmo 107, anche Marco 8, va bene? Glória a Gesù. Continuiamo adorando il nome santo di Gesù. Se tu ancora non ci segui su Instagram, seguiti ogni mattina. Instagram della nostra chiesa è Sheadamit Official. Ci segui lì e ogni mattina c'è la preghiera, ci sono novità sul campo missionario qua in Italia. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che sono già con noi in diretta. Preghiamo per iniziare il nostro culto mattinale. Padre Santo, in nome di Gesù veniamo a te stamattina. Vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo, Signore, che tu ci dai di poter un giorno in più essere qua nella tua presenza. Che meraviglia, Signore, iniziare la giornata in preghiera insieme con i nostri fratelli, anche se per un mezzo di comunicazione come questo, ma non importa, siamo uniti nello stesso spirito, il medesimo spirito che opera qua, opera dentro casa di mio fratello, della mia sorella. E quando noi entriamo e ci connessiamo in questa preghiera, è come se entrassimo in una stanza e siamo lì dentro quella stanza tutti insieme, uniti per lo stesso pensiero, uniti nello stesso cuore, in un solo spirito. Grazie Gesù, grazie perché tu ci dai questa grande opportunità. Signore, sappiamo che il mondo giace nel maligno e noi siamo qui perché veniamo a chiederti misericordia, perché ancora siamo in questo mondo, ma siamo in attesa del tuo ritorno. E il proposito che siamo ancora qui è per annunziare, è per proclamare e per testimoniare il tuo grandissimo amore, perché Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito, per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E lo stipendio del peccato è la morte. E il dono gratuito da Dio è la vita eterna. Signore Gesù, fa che questo messaggio possa rimanere nel nostro cuore, ma non solo nel cuore, ma che possa essere anche aggiuntivo agli altri, che possiamo aggiungere questo messaggio nei cuori degli altri, Signore, parlando, vivendolo. Grazie Gesù per il perdono dei nostri peccati, perché tu hai scritto il nostro nome nel libro della vita. Ti ringrazio per i miei fratelli che sono già in diretta con noi, quelli che ci vedranno dopo, Signore. Ti ringrazio per la vita di ognuno, quelli che sono iscritti. Ti ringrazio, Signore, per le famiglie. Grazie Gesù per tutto ciò che tu hai fatto, che tu stai facendo e che tu lo farai ancora. Ti prego, Signore, di guidarci sul sentiero di giustizia. Ti prego di non permettere che i nostri piedi vacillino. Ti prego, Signore, di custodire il nostro cuore nella tua presenza e che niente possa toglierci dalla via che siamo oggi, che tu ci hai messo. Signore, ti ringrazio perché eravamo lontani e tu ci hai avvicinato con tua voce dolce, ci hai invitato e siamo qui stamattina, Signore, sul tuo altare, lodando il tuo nome. Parla con noi tramite la lettura biblica, che il tuo spirito possa, Signore, aggiungere nel nostro cuore, nella nostra vita, più di te, Signore. Che possiamo diventare ogni giorno più simili a te, che possiamo cambiare
pensieri, carattere, modo, perché diventiamo veramente cristiani, quelli che ci seguono. Signore, ti ringrazio e ti prego per i malati, per quelli che sono in bisogno. Aiutali, Signore, sia soccorso presenti nell'angoscia, sostiene i necessitati, aiuta la tua opera e il tuo popolo, prepara nuovi missionari tramite questa scuola missionaria, il vivaio. Signore, che il risveglio spirituale succeda e che abbia un cambiamento di vita, una inversione e che tutti possano, Signore, rendersi ai tuoi piedi completamente. Signore, la soluzione per l'Italia sei tu tramite i missionari. Quindi questa piccola scuola, Signore, che inizierà, usala come strumento di formazione per nuovi missionari e che possano, Signore, essere chiamati, che la tua voce, come tu hai chiamato Simon Pietro, come tu hai chiamato Andrea, Giovanni, Giacomo e tutti altri, chiamali, Signore, ti prego, continua con noi, in nome di Gesù, amen. Leggiamo la parola di Dio. Capitolo 21, oggi questo capitolo è un capitolo di un percorso con Dio, la vittoria. Prima di iniziare a leggere vi dirò una cosa. Dio non ci darà niente senza un proposito. A volte noi chiediamo una cosa a Dio e diciamo: perché vogliamo questa cosa? Avete già domandato perché io desidero questa cosa? Per quale proposito desidero avere questa cosa? Se è per la gloria di Dio, se non sostituirà Dio, perché non è che Dio può essere sostituito, ma a volte noi lo sostituiamo con altre cose o altre persone. Quindi mi raccomando. Il Signore visitò Sara come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere. Chiunque l'udrà riderà con me. E aggiunse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Il bambino dunque crebbe e fu diversato. Nel giorno che Isacco fu diversato, Abramo fece un grande banchetto. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome.
anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un oltre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'oltre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'oltre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui, nel nome di Dio, che tu non ingannerai me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove hai abitato, come straniero, la stessa benevolenza che io ho usata verso di te. Abramo rispose: lo giuro. Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo. Tu stesso non me l'hai fatto sapere e io non ne ho sentito parlare che oggi. Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelli del gregge e Abimelech disse ad Abramo: che cosa significano questi 7 agnelli che tu hai messi da parte? Abramo rispose: tu accetterai dalla mia mano questi 7 agnelli, perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Per questo egli chiamò quel luogo Beersheba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Beersheba. Poi Abimelech, con Picol, capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. E Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nel paese dei Filistei. Abramo piantò un tamarindo. Questo frutto, qua descritto tamarindo, è il frutto che c'è in Gerusalemme, in Israele, i datteri. Lui ha piantato un dattero, qua si ha scritto tamarindo, ma il vero frutto è stato un dattero,
un dattero ha piantato lì. E tutto questo c'è una visione futura e importante per capire più avanti. Capitolo 22. Sacrificio di Isacco. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: Eccomi, eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese da legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguiremo tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scanare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e le disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ireh, il Dio che provvede. Alleluia. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizione e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba. Dopo queste cose fu riferito ad Abramo questo: Ecco, Milca ha partorito anch'ella dei figli a Naor, tuo fratello, Uz, il primogenito, Buz, suo fratello, Kemuel, padre di Aram, Chesed, Aso, Pildas, Idlaf e Betuel.
e Betuel generò Rebecca. Questi 8 Milca partorì a Naor, fratello di Abramo, e la concubina di lui, che si chiamava Reuma, partorì anch'essa Teba, Gaam, Taas e Maaca. Capitolo 23. La vita di Sara fu di 127 anni. Tanti furono gli anni della sua vita. Sara morì a Kiriat Arba, che è Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a far lutto per Sara e a piangerla. Poi Abramo si alzò, si allontanò dalla salma e parlò ai figli di Chet dicendo: Io sono straniero e di passaggio tra di voi. Datemi la proprietà di una tomba in mezzo a voi per seppellire la salma e toglierla dalla mia vista. I figli di Chet risposero ad Abramo: Ascoltaci, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci la tua salma nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi ti rifiuterà la sua tomba perché tu ve la seppellisca. Abramo si alzò, si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Chet, e parlò loro così: Se piace a voi che io seppellisca la salma togliendola dalla mia vista, ascoltatemi e intercedete per me presso Efron, figlio di Zoar, perché mi ceda la grotta di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la dia per il suo prezzo intero, come tomba di mia proprietà nel vostro paese. Or Efron stava seduto in mezzo ai figli di Chet, ed Efron, l'Ittita, rispose ad Abramo in presenza dei figli di Chet, di tutti quelli che entravano per la porta della sua città: No, mio Signore, ascoltami, io ti do il campo e ti do la grotta che vi si trova. Te ne faccio dono in presenza dei figli del mio popolo. Seppellisci la salma. Allora Abramo si inchinò davanti al popolo del paese e in presenza del popolo del paese disse a Efron: Ti prego, ascoltami, ti darò il prezzo del campo, accettalo da me e io seppellirò lì la salma. Efron rispose ad Abramo: Signor mio, ascoltami, un pezzo di terreno di 400 sicli d'argento. Che cos'è tra me e te? Seppellisce dunque la salma. Abramo diede ascolto a Efron e gli pesò il prezzo che egli aveva detto in presenza dei figli di Chet: 400 sicli d'argento, di buona moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che era Macpela di fronte a Manre, il campo con la grotta che vi si trovava, tutti gli alberi che erano nel campo e in tutti i confini all'intorno, furono assicurati come proprietà di Abramo in presenza dei figli di Chet e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. Subito dopo, Abramo seppellì sua moglie Sara nella grotta del campo di Macpela di fronte a Manre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la grotta che vi si trova furono assicurati ad Abramo dai figli di Chet come sepolcro di sua proprietà. Capitolo Salmo 107. Salmo 107.
interessante che 3 capitoli che abbiamo letto, 21, 22 e 23, parla quando Dio esaudisce Sara e quando Sara ha partorito Isacco ad Abramo, lui aveva 100 anni e lei era già all'età di 90 anni, quindi era già una anziana di giorni e di notti, e quando è morta, dopo 37 anni che aveva partorito Isacco. Salmo 107. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via, perché giunsero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di bene l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò Egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque, vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcolano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato.
celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi. La terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. La fa risiedere gli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui suoi potenti e li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Glória a Gesù. Che Dio meraviglioso, che Dio grande, no? Dio onnipotente e la sua bontà e misericordia dura per sempre. Una storia che inizia nel capitolo 12 di Genesi parlando che Sara era sterile. Veramente Dio dimostra, interessante è che quando Dio cambia il nome di Abramo e aggiunge Abramo, lui aggiunge una lettera. Era Abramo e lui aggiunge una A. E Sara era Sarai e Dio toglie una lettera. A Abramo Dio aggiunge e a Sara Dio toglie. Glória a Gesù. E Sara ha vissuto tutto un percorso con Dio, da quando è uscita dalla sua terra insieme a suo marito, senza un erede, ha vissuto come straniera insieme a suo marito e è seppellita in quella terra che ancora non era dei suoi discendenti nel momento, ma era promessa per il futuro. Glória a Gesù. E ha vissuto anni. La parola che mi colpisce stamattina del testo è proprio quando il Signore dice così. Questa parola mi colpisce. Versetto primo del capitolo 21. Il Signore visitò Sara come aveva detto. E il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Non era più Sarai. Io non so cosa Dio toglierà della tua vita, se è una lettera, come ha tolto della vita di Sara. La rabascere mantui. Non so. Ma in questo processo, in questa strada che Dio sta con te, in questa strada che Dio sta al tuo fianco, sì, ci saranno cose che Dio toglierà perché la sua promessa possa essere compiuta nella tua vita. E questo versetto del capitolo 21 si compierà nella mia e nella tua vita. Il Signore visitò Sara. Oggi io non so quale sterilità esiste nella tua vita, ma in nome di Gesù
ogni sterilità sia disfatta, guarita, in nome di Gesù, nella mia e nella tua vita. Glória a Gesù. Ancora, noi celebreremo e annunceremo le sue opere e diremo a tutti che la bontà del Signore dura per sempre. Leggiamo ancora capitolo 8 del Vangelo di Marco. Alleluia. Com'è buona questa lettura biblica? Solo in leggere la parola sentiamo già lo Spirito Santo parlando con noi. Jeová Jireh, Dio provvederà. Capitolo 8 di Marco. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a 6 discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada. E alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in deserto? Egli domandò loro: quanti pani avete? Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e prese i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spessò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo averli benedetti, comandò di distribuire anche quelli. Così mangiarono e furono saziati, e dei pesci avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: e perché non abbiamo pane? Ma egli, accortosene, disse loro: perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando io spessai 5 pani per i 5.000, quanti cesti pieni di pesci raccoglieste? Essi gli dissero: 12. Quando spessai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pesci raccoglieste? Essi gli risposero: 7. E diceva loro:
non capite ancora? Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli spuntò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi che dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Amen. Una domanda: tu hai vergogna di parlare, di testimoniare di Gesù? Gli amici e le persone che vivono vicino a te sanno che tu sei un credente? Che tu servi a Gesù? Ecco, i discepoli qua rappresentati da Pietro, prima Pietro diceva: tu sei il Cristo, ecco, pieno dallo Spirito Santo. Ma subito dopo Pietro, nel modo suo umano, rimprovava Gesù su ciò che lui insegnava. Ecco, su ciò Gesù diceva che doveva soffrire, che doveva essere respinto, che doveva essere crocifisso. Il Vangelo non è un Vangelo gradevole alla nostra carne e non sarà mai. E quando quel Vangelo sarà annunciato di modo gradevole alla nostra carne, non è vero, perché non è questo Vangelo. Il Vangelo di Gesù va
vai contro la carne, vai contro la nostra umanità, ma è spirituale, discerni tutto. Nessuno è discernito. Che Dio vi benedica e domani, se vorrà il Signore, siamo nello stesso orario con la preghiera del mattino. Non andate via prima di lasciare il vostro mi piace, di iscriversi su questo canale e di condividere lasciando il tuo commento e pigiando sul campanello delle notifiche. Preghiamo al Signore. Padre Santo, in questo momento vogliamo ringraziarti per questa opportunità e per il privilegio che tu ci dai, che siamo qui, abbiamo letto la tua parola, che la tua parola possa fare dimora nel nostro cuore e che possa vivificarci e che possiamo seguirla e che possiamo capirla tramite tuo Spirito. Darci, Signore, l'intendimento e l'interpretazione della sacrosanta parola. Signore, ti prego di quelli che sono a casa e che hanno difficoltà di capirla, che tu possa, Signore, dargli orecchie spirituali, occhi spirituali, menti spirituali per comprendere la tua parola, Signore. Continua con il tuo popolo, benedicendo la tua opera, provvedendo per i tuoi servi come tu hai provveduto quello montone che era lì, Signore. Tu hai fatto il tuo sacrificio, tu hai dato il tuo agnello per noi, per risparmiare la nostra vita, come su Monte Sinai. Tu hai dato quello montone al posto di Isacco, Signore. Padre Santo, grazie perché tu sei l'agnello, tu hai mandato l'agnello, tuo agnello, Signore, tuo Figlio Santo, Dio Figlio, che è stato rivelato, manifestato, incarnato, morto e risuscitato. Signore, grazie per la salvezza, per il perdono dei nostri peccati. Dacci una giornata benedetta tramite la guida del tuo Santo Spirito, che possiamo, Signore, glorificare te in ogni cosa. Benedici i malati con salute, dà pace dentro le case, stabilisce, Signore, armonia e pace in ogni famiglia. Che il tuo nome sia glorificato oggi e per sempre, tramite la nostra bocca e la nostra vita. Che altre anime siano aggiunte, che famiglie siano aggiunte alla tua presenza, quelli che si allontanarono da te, avvicinali di nuovo, Signore, e opera il più grande miracolo, la salvezza in ogni casa. Guarisce i malati, la sorella Anna Morozzi, visita, Signore, lei, i suoi polmoni, Signore, che tu possa guarirla di questa malattia di influenza. In nome di Gesù, abbia cura di lei. Ti prego, Signore, che tu possa continuare con le tue mani stese su Denisa, su Karin, su Arte, Milvia e tutti quanti hanno bisogno di un soccorso fisico. Dà salute, Signore, a loro. In nome di Gesù, continua con il tuo popolo, oggi per sempre. Amen. Che Dio vi benedica abbondantemente, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Amen.
juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia.